A Lampedusa una 3 giorni dedicata agli studenti ospiti sulla Maggiore delle Pelagie, le più alte cariche civili, politiche e militari. Barbagallo attacca Musumeci, la finanziaria in ritardo e l'Ars potrebbe essere sciolta, elezioni amministrative e regionali, la quadra è lontana. L'ente Parco mostra il taccuino del premio Nobel Luigi Pirandello, al consorzio universitario si parla di violenza sui minori. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Primo appuntamento di Lampedusa, isola di pace, una 3 giorni di eventi per richiamare l'attenzione di tutto il mondo sulla pace come unica via di sviluppo, partendo da un tema importante, quello dell'accoglienza. Il servizio di Francesco Milano. Lampedusa non solo porta d'Europa ma anche cuore del Mediterraneo. È la più grande delle isole Pelagie, accoglie le più alte cariche civili, politiche e militari, ma soprattutto studenti provenienti da tutta Italia per una 3 giorni. L'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Totò Martello, ha organizzato l'evento Lampedusa Isola di Pace. Lampedusa è l'avamposto dell'Europa, al centro di un grande mare, teatro di sofferenze e ingiustizie. Io sono convinto che l'Italia in Europa conta solo se si dà un ruolo nel Mediterraneo, meglio se se lo dà in Libia, dove siamo scomparsi. Ma in questo continente africano che dista dalla mia città 140 km, quindi 25 minuti di volo, stiamo attenti, in quel continente non vedo più l'Italia, vedo sempre più Cina, vedo sempre più Russia, stiamo attenti, Noi che invochiamo la sovranità energetica dobbiamo fare i conti con l'assenza di una seria politica europea per il continente africano e per il Mediterraneo in generale. Il Mediterraneo è circondato da paesi in conflitto e persone in fuga che Lampedusa salva, accoglie ed ospita da un ventennio. Una storia che si ripete oggi con i nuovi profughi, quelli della guerra in Ucraina. Lampedusa diventa così ambasciatrice di pace, uguaglianza ed accoglienza. È questo che il ministro dell'istruzione Bianchi ha spiegato agli studenti. La scuola d'Italia non è ferma, infatti, sottolinea, sono 20.000 ragazzi accolti nelle nostre scuole e anche se c'è la difficoltà della lingua occorre capirsi e comprendersi. E per un cammino di pace occorre la scuola, che è il luogo in cui si studia per comprendere le parole. Sull'isola presente anche il presidente della Camera, Roberto Fico. Lui ha scelto di visitare la Porta d'Europa, monumento alla memoria dei migranti morti in mare nel naufragio del 3 ottobre 2013. Mi preme dire che sono molto emozionato ad essere qui oggi a Lampedusa. Per me è la prima volta sia come visita istituzionale sia come cittadino italiano. Non ero mai venuto qui a Lampedusa e l'ho sempre avuta in mente Lampedusa e quest'oggi il sindaco mi ha detto che Lampedusa viene sempre raccontata da altri e non viene raccontata poco magari dai lampedusani. E credo che questo sia un concetto molto importante, perché sentire e vivere con chi abita Lampedusa questa terra e questo mare che possa essere raccontato tramite queste storie in Italia e nel mondo, credo che sia un punto di partenza importante. E anche l'idea del punto più a sud d'Italia e del punto più a sud della nostra Europa, che in questo momento qui costruiamo un nuovo e grande movimento per la pace, un'idea di pace che possa partire anche da iniziative di questo tipo e che questo tipo di iniziative vanno moltiplicate per far sì che arrivi fin dentro al cuore dell'Europa e nel cuore di tutte le parti del mondo un movimento della pace che oggi ha bisogno di una forza importante. Ad accompagnarlo il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ed il sindaco, Totò Martello, che ha colto l'occasione per lanciare una proposta. L'Erasmus, afferma, deve arrivare anche a Lampedusa. Schiaffi in faccia e ripetuti pugni all'addome, alla milza e al fegato, fino alla perdita dei sensi e al risveglio all'ospedale San Giovanni di Dio, con traumi sparsi e una prognosi di 6 giorni. È stata una vera e propria aggressione quella subita da un parroco 66enne, presidente di un'associazione di una comunità per immigrati, messa in atto da un palestinese di 55 anni, ospite della struttura. L'extracomunitario è stato denunciato con conseguente
richiesta immediata di revoca di accoglienza. L'aggressione infatti non sarebbe un episodio isolato, ma l'ennesimo di una serie di comportamenti e atteggiamenti violenti posti in essere dal palestinese. Adesso l'intervista del nostro direttore Arturo Cantella al direttore dell'unità operativa pediatrica dell'ospedale di Agrigento, Giuseppe Gramaglia, sui casi di epatite. Vediamo. Siamo con il direttore dell'unità operativa del reparto pediatria dell'ospedale di Agrigento, dottor Peppuccio Gramaglia. Ecco, in merito ai casi della nuova epatite che si stanno verificando nei bambini, ecco, qual è la situazione? In atto ad Agrigento non abbiamo avuto nessun caso e speriamo di non averne. Siamo stati giustamente informati dalle autorità competenti dell'assessorato, del servizio 4, dal nostro direttore sanitario aziendale che ha girato tutte le direttive per quanto concerne questa forma di epatite. Per quanto riguarda i casi, si sono verificati 74 casi, di cui circa 49 casi in Gran Bretagna, poi qualche caso in Scozia, forse è stato identificato da notizie giornalistiche un caso anche in Italia. Qual è la caratteristica di questa epatite? Intanto è una forma di epatite non conosciuta. Noi abbiamo 4 forme di epatite già studiate, conosciute ed apprezzate dal mondo scientifico: l'epatite A, l'epatite B, l'epatite C, l'epatite D e l'epatite E. Questo tipo di epatite ancora non è stato identificato l'agente eziologico. Qualcuno parla del SARS-CoV-2, qualche altro parla dell'adenovirus, ma in realtà ancora da un punto di vista epidemiologico la causa non si sa. Quali sono i sintomi? I sintomi sono quelli classici dell'epatite, cioè nausea, vomito, aumento della bilirubina e quinti ittero e dolore addominale. La caratteristica di queste forme di epatite è che si tratta di bambini in genere da 2 ai 5 anni, anche se si è verificato qualche caso anche di età superiore, 10 anni, però sono bambini non vaccinati per il SARS-CoV-2, quindi di conseguenza non si può mettere una correlazione con la vaccinazione effettuata anche ai nostri bambini qua ad Agrigento. Le direttive che a noi hanno inviato da parte del servizio 4 dell'assessorato alla salute è di etichettare tutti questi bambini che hanno le transaminasi TG o TGP con un valore superiore a 500, eventualmente indirizzarli in centri specializzati. Noi come punto di riferimento abbiamo l'ospedale dei bambini di Palermo, il reparto di malattie infettive, e qualora ce ne fosse bisogno anche all'IFMET di Palermo, dove c'è una ottima gastroenterologia pediatrica. In atto ad Agrigento, in tutti i bimbi ricoverati non abbiamo avuto di queste situazioni, diciamo che possiamo stare tranquilli, anche se sempre allerta. Ecco, che consigli dare, dottore Gramaglia? Consigli sono sempre gli stessi, cioè rivolgersi al pediatra di libera scelta ed eventualmente tramite lui indirizzarli in ospedale. Noi abbiamo una batteria di esami che possiamo fare, abbiamo l'ecografia, se è il caso possiamo approfondire anche gli studi chiedendo l'intervento della patologia infettive di Palermo, ma è in linea di massima affidarsi al pediatra che tenga presente soprattutto un sintomo che è eclatante, che è quello dell'ittero in questi bambini da 2 a 5 anni. Quindi diciamo non c'è da fare nessun allarmismo, solo casi, diciamo pochi casi in tutta Italia, ecco, non è che si può succedere come il Covid, che magari c'è un'epidemia notevole, no? Notizia giornalistica che penso avete sentito tutti voi, anche perché è stata comunicata alla RAI: c'è stato solo un caso di una certa importanza e che ha avuto necessità di fare il trapianto del fegato. Sicuramente non sono cose che si verificano molto spesso, però il fatto è che bisogna avere un'attenta sorveglianza su questi bambini di questa fascia d'età sicuramente è una situazione prodromica che ti permette anche di essere più incisivi negli accertamenti da fare. Covid, nuovo report settimanale dell'ASP di Agrigento. Il commissario Mario Zappia afferma in aumento i casi positivi dopo le festività pasquali. Vorrei iniziare questa settimana con un'immagine della Sicilia. Se voi guardate l'immagine della Sicilia e guardate i numeri per provincia, vi rendete conto come quelle cose che avevamo detto subito dopo
Pasqua, comunque nelle settimane a cavallo di Pasqua, si stanno verificando puntualmente, perché per esempio il dato già consolidato il 27 aprile del 2022, Agrigento è tornato a oltre 700 casi positivi, ma se guardate altre province abbiamo numeri a 3 e anche a 4 cifre. Questo ovviamente non dà altro che la consapevolezza che le nostre azioni comportano ovviamente degli effetti che sono quelli che voi vedete nella nostra Sicilia. E quindi, non per ripetere sempre una cosa, ma per sgombrare il campo da eventuali facili illusioni o disillusioni che noi vogliamo farci, il Covid continua a circolare tra noi, ma non lo dice il commissario di Agrigento per quanto riguarda Agrigento, ma è una questione ovviamente sicuramente regionale, ma sappiamo anche nazionale. Sapete anche che Shanghai, 26 milioni di abitanti, cioè una città con metà popolazione della nostra nazione, dell'Italia, sta rischiando il lockdown perché non sono riusciti a contenere con i vaccini, l'abbiamo detto qualche altra volta, però la conferma abbiamo avuto in queste settimane. Quindi è una materia da trattare con la dovuta prudenza, a costo di essere ripetitivi non ci stanchiamo mai di dire queste cose. Come vi dico per esempio che questa settimana il numero di positivi è cresciuto quasi di 600-700 casi in più, quindi la conferma è che il virus c'è, i numeri lo confermano anche i ricoveri continuano a mantenersi sempre sugli standard già visti per quanto riguarda la medicina, però di nuovo abbiamo la terapia intensiva che vede 5 posti occupati su 10, quindi questo conferma ancora la circolazione del virus che c'è, e quando va a colpire quelle persone che hanno comorbidità o altre patologie comportano chiaramente il passaggio nella terapia intensiva, che non è mai un passaggio indolore né da tenere in scarsa considerazione. Vi dico pure, in linea con quanto è successo tutte le altre settimane, che siamo scesi al di sotto quota 1000 a settimana di vaccini, abbiamo 890 somministrazioni totali e abbiamo poche quarte dosi, abbiamo 237 quarte dosi. Vi dico subito che a livello nazionale la nostra regione non è messa molto bene. Vedete un'immagine in cui, a fronte di un 40% oltre del Piemonte, un buon piazzamento della Valle d'Aosta, di Bolzano e dell'Emilia Romagna, la Sicilia è al di sotto, con tante altre regioni come la Sardegna, la Puglia, è al di sotto del 10% per le quarte dosi. Quindi questo significa che ancora la confidenza con i vaccini e con la bontà dei vaccini non è stata interiorizzata da parte nostra, e quindi non abbiamo la consapevolezza di quanto questo ci serva per proteggerci. Allora, la protezione l'abbiamo vista e vissuta con gli effetti che voi avete visto nei ricoveri in tutta la nostra provincia, ma anche oltre, e sono per fortuna pochi. E io continuo a insistere, mi avete sempre visto su questa posizione, sulla bontà dell'uso delle mascherine, soprattutto in ambienti chiusi, indipendentemente dalle norme, dalle leggi, dalle raccomandazioni nazionali. Però vi dico subito che per quanto riguarda il governo, in questi giorni, proprio ieri, ha fatto una norma che proroga l'obbligo fino al 15 giugno per aerei, treni, autobus, cinema, teatri, palazzetti dello sport e strutture sanitarie. Ha tolto l'obbligo per ristoranti, bar e negozi, ma questo non fa altro che confermare quello che noi ci siamo detti in tutte le salse. Noi non possiamo mettere da parte la nostra intelligenza e quindi aver capito e intelligere quello che è successo in questo periodo. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo di proteggere la nostra salute e la salute di chi ci sta vicino. Il gesto è semplice, sono le mascherine quando parliamo con tante persone, quando siamo in luoghi chiusi. Non abbiamo bisogno delle norme che ce lo dicono. Dovrebbe diventare una nostra abitudine, perché sappiamo che soprattutto l'FFP2 non permette di entrare al virus e quindi consente a tutti noi di stare abbastanza sicuri. Poi adesso ce lo dice anche il governo, non è niente di più o niente di brutto rispetto a quello che noi tutti sappiamo per esperienza di vita vissuta. Vi dico pure che c'è una tendenza magari sarà dettata dalla voglia di uscire fuori da questo benedetto Covid,
Su Ribera, che cosa vogliamo fare di Ribera? Noi che cosa vogliamo fare di Ribera abbiamo detto un anno fa, abbiamo già un programma ben preciso, ne abbiamo attuati alcuni, stiamo proseguendo con i lavori, però non è questo il momento di pensare al post-Covid, perché come vedete dai numeri che vi ho detto, il Covid è ancora in mezzo a noi. Ovviamente manteniamo ferme quelle che sono le nostre intenzioni e determinazioni che già sono concrete e concretizzate, alcune si concretizzeranno man mano che si allenterà questa morsa, per fare in modo che l'ospedale di Ribera abbia una sua valenza e dignità provinciale e consenta di poter assistere alcune patologie che nel resto della nostra provincia non vengono garantite da nessuna struttura. Quindi manteniamo fede a quello che abbiamo detto, però dobbiamo ovviamente attendere che i tempi siano maturi per poterlo fare. Agli agrigentini arrivano con raccomandata delle richieste di pagamento delle bollette relative al servizio idrico, ma senza fattura, senza numero di protocollo e d'utenza. Il nostro direttore Arturo Cantella. Siamo con Livio Sutera Sardo dell'Assiconsum di Agrigento per denunciare un grave fatto che sta succedendo attualmente nella nostra città relativamente all'ex servizio idrico. Di cosa si tratta? Ma stanno arrivando delle lettere che richiedono soldi da parte di una sedicente associazione professionale affari legali Curatela Girgenti Acque. Chiedono dei soldi in virtù di un credito vantato per delle bollette pregresse. Non si capisce come, non si capisce perché. Sicuramente arrivano per raccomandata, il che è pericoloso, quindi bisogna comunque rispondere, ma sono prive di un numero di protocollo, di un numero di utenza e delle fatture di cui si vanta il credito, cioè non sappiamo effettivamente come si possa vantare un credito del genere. Quindi io dico alla cittadinanza: fate attenzione, non pagate subito, non avete fretta di pagare, ma chiedete delucidazioni anche attraverso la Consum, che faremo una PEC chiaramente di richiesta a questa associazione di inviarci quantomeno le note per le quali loro richiedono chiaramente il credito. Ecco, ma è una cosa un po' ambigua, no? Da quello che capisco, perché non c'è nessuna indicazione, c'è solo indicato l'importo o neanche quello? No, c'è indicato l'importo, ma quello che tra altre cose è una cosa anomala, che dicono che possono fare una riduzione del 30% se si paga in breve tempo. Cioè è una cosa alquanto anomala da parte di una curatela fallimentare. Ecco perché diciamo rispondete, perché è obbligo rispondere, che arriva per raccomandata, però abbiate cura di chiedere a questa associazione il numero di protocollo, il numero di utenza e la fattura incriminata, perché c'è gente che è venuta da me ma che aveva pagato tutto regolarmente fino all'ultima bolletta, quindi non si capisce a cosa si è dovuto questo debito. Quindi potrebbe essere anche una truffa? Non sappiamo se sia una truffa, non mi voglio pronunciare in tal senso, però sicuramente così come è composto a lettera è un illecito, senz'altro. Dopo 70 udienze, la testimonianza di oltre 100 persone davanti al Tribunale di Caltanissetta, la requisitoria del processo per il cosiddetto depistaggio sulle indagini sulla strage di Via D'Amelio. Alla sbarra ci sono 3 poliziotti, Mario Bo, oggi assente, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, entrambi presenti. Sono tutti accusati di calunnia aggravata in concorso perché secondo la procura nissena avrebbero tentato di indurre l'ex pentito Vincenzo Scarantino a dire il falso. A prendere la parola all'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta il PM Stefano Luciani, che da qualche tempo è PM della Procura di Roma. C'è il servizio. Mi scuso in anticipo con le parti civili di questo processo perché la requisitoria che mi accingo a fare certamente non sarà adeguata a quella che sarebbe dovuta essere la conclusione di un processo di questa portata. Inizia in questo modo la requisitoria del PM della Procura di Caltanissetta, Stefano Luciani, nel processo sul depistaggio della strage di Via D'Amelio. I 3 ex componenti del gruppo Falcone Borsellino, Bo, Mattei e Ribaudo, assistiti dagli avvocati Panepinto e Seminara, sono ritenuti, lo ricordiamo, responsabili di aver indotto il falso pentito Vincenzo Scarantino, un delinquente di borgata come lo ha definito il PM Luciani, ad autoaccusarsi del furto della Fiat 126 utilizzata per l'attentato al giudice Borsellino. Lo avrebbero fatto mediante minacce, pressioni psicologiche e maltrattamenti. È un processo ha proseguito il PM che si è celebrato in 70 udienze. Sono stati escussi oltre 112 soggetti con oltre
oltre 4.900 pagine di trascrizioni. Non sto qui certamente a sottolineare, benché parliamo di imputazioni precise nei confronti di soggetti ben determinati, questo processo certamente meritava una discussione diversa da parte del pubblico ministero. In quello che il PM ha definito il più grande depistaggio della storia italiana, Vincenzo Scarantino fu definito un boss mafioso, recluso nel carcere di massima sicurezza di Pianosa nel 1992, condannato a 18 anni di carcere. Nel 1998 ammise di non aver compiuto quel furto. Nel 2007 le rivelazioni del pentito Gaspare Spatuzza balsero a scagionarlo, gettando luce sul depistaggio compiuto. E così alza la voce e scandisce bene le parole il PM Luciani, parole che già erano state pronunciate ed utilizzate da un giudice, Antonio Balsamo, oggi presidente del Tribunale di Palermo, quando scrisse le motivazioni del processo Borsellino Quater, 15 giorni dopo l'arresto di Vincenzo Scarantino, avvenuto il 29 settembre del 92 a Terra. Sul tavolo del procuratore di Caltanissetta Tinebra una nota del SISDE con a capo Bruno Contrada, veicolata attraverso la squadra mobile di Caltanissetta, nella quale incredibilmente il SISDE, anziché dire che Scarantino è un piccolo delinquente di borgata, lo definisce per l'appunto boss mafioso. Ecco, secondo la procura di Caltanissetta, dove tutto ha inizio. Da quel momento Vincenzo Scarantino subisce un pressing asfissiante. A Venezia, a Busto Arsizio, viene sottoposto ad interrogatori costanti e ripetuti, viene sottoposto a plurimi procedimenti penali e condanne per traffico di droga, rinviato a giudizio per la strage. Vincenzo Scarantino arriva il 24 giugno del 94. Che è praticamente un uomo esasperato, ma nel corso della requisitoria, che prosegue anche oggi, il magistrato ha anche accusato duramente alcuni poliziotti ex appartenenti al gruppo Falcone Borsellino, di cui facevano parte anche i 3 imputati che hanno deposto al processo. I testi del PM si sono trasformati in testi della difesa e lo hanno fatto in maniera grossolana, dice ancora Luciani, e ribadisce: sono certo che questo comportamento per alcuni non ha fatto onore per la divisa che indossa. Gli ex appartenenti del gruppo Falcone Borsellino diventano vaghi, sfuggenti, costellati da vari non ricordo, con alcuni momenti di lucidità. Una lunga parte della requisitoria comunque è stata proprio dedicata alla figura di Vincenzo Scarantino e a quanto raccontato sia dallo stesso falso pentito che dalla ex moglie Rosalia Basile. La moglie di Scarantino fece mettere a verbale che il marito le diceva: non mi lasciano in pace, sono sempre qua. Scarantino, come diceva la moglie, veniva malmenato, gli gettavano i vermi nella minestra, gli hanno instillato il dubbio di essere affetto da HIV, lo facevano spogliare nudo, gli dicevano che lo volevano impiccare. Insomma, però, per Luciani Vincenzo Scarantino è stato indotto, ma ci ha messo anche del suo. Buona parte delle dichiarazioni che nel tempo Scarantino ha reso sono frutto di sue personali rivisitazioni. Scarantino quindi è responsabile, la responsabilità va data in parti uguali o no? Non mi interessa, dice Luciani, ma va data ad entrambi. Il canovaccio fu riempito anche delle sue goffe dichiarazioni. Il racconto dell'uomo che ha arrestato Riina e che per 20 anni ha fatto tremare i palazzi del potere. Il capitano ultimo. Vediamo. Era il lontano 15 gennaio del 1993 quando a Palermo gli uomini dei carabinieri della ROS, comandati dall'allora capitano ultimo, ponevano fine alla pluridecennale latitanza del sanguinario boss dei corleonesi Salvatore Riina, detto Ucurtu, 158 cm di statura. E la belva per altri motivi che tutti possono facilmente immaginare. Riina nasce il 16 novembre del 1930 a Corleone, comune della cintura metropolitana di Palermo, e questo lo colloca nei ranghi del famigerato gruppo detto dai corleonesi, destinato a scalare vertici della mafia siciliana. A 19 anni compie il primo gradino della sua straordinaria carriera, uccide un coetaneo durante una rissa e si fa qualche anno a Luciardone, il carcere di Palermo, un esordio perfetto per chi è in cerca di padrini generosi. Il popolo ha le armi per combattere la criminalità, la mafia, la corruzione, e quindi è giusto che le usi
sempre per il bene comune e non per culto della personalità. Nel 1958 Ligio fa fuori il proprio capo Cosca, Michele Navarra, insieme a tutti i suoi più stretti collaboratori assume il comando del gruppo mafioso, in quegli anni impegnato in affari con commercianti di bestiame e nella macellazione. Sotto la guida del maestro Ligio anche Rina fa carriera, nel 64 consolida il proprio status di uomo d'onore, arricchendo il suo curriculum con un nuovo arresto eseguito dai carabinieri e con qualche ulteriore anno a Luciardone. Ross Crimor, criminalità organizzata, l'operazione del 1993, Totorina. A chi ha dato fastidio l'arresto di Totorina? Ma prima di tutto credo alla mafia, anzi ne sono convinto. Ha dato fastidio a Cosa Nostra, ci ha permesso da quel momento in poi di diventare l'incubo di Cosa Nostra. L'abbiamo documentato con l'arresto quando è stato arrestato Bernardo Provenzano, che sul comodino c'aveva il libretto verde del capitano Ultimo, e quindi abbiamo recepito bene gli insegnamenti del generale Dalla Chiesa e siamo diventati l'incubo dei mafiosi e di Cosa Nostra. Tuttavia nel 69 il Tribunale di Palermo emette una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Ligio e Rina, ma per Rina il provvedimento viene convertito in un foglio di via con soggiorno obbligato a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. È in quel momento che Rina entra in clandestinità e inizia la sua leggendaria e straordinariamente lunga latitanza, seconda soltanto a quella tuttora in corso del boss Matteo Messina Denaro. Dalla latitanza Rina consolida la propria leadership mafiosa, agendo a 4 livelli, facendo assassinare tutti i suoi più pericolosi rivali mafiosi come Stefano Bontante, facendo assassinare o assassinando di persona gli uomini delle forze dell'ordine pericolosi per lui come il procuratore Pietro Scaglione, sottomettendo anche attraverso rapimenti di familiari i maggiori imprenditori siciliani ai suoi interessi e ai suoi traffici economici. Chi ha tradito il generale Dalla Chiesa? Chi ha tradito Falcone? Chi ha tradito Borsellino? Ma credo le meschinità umane, questo modo di servirsi delle istituzioni e non di servire il popolo. Ecco, questa è una malattia che in Italia è diffusa, che è all'interno di molte istituzioni, per cui il talento, il coraggio non vengono più sostenuti, apprezzati e condivisi, ma vengono ostacolati perché li vedono delle persone malate come così un limite alla loro mediocrità, e quindi boicottano Falcone, boicottano Dalla Chiesa perché sono schiavi della loro meschinità e mediocrità. Gli anni 90 sono gli anni più oscuri, quelli delle grandi stragi mafiose, degli assassini eccellenti e della trattativa stomafia, ed è altamente probabile che i nemici interni alla mafia abbiano collaborato alla sua cattura. Sarà il pentito Balduccio Di Maggio a rivelare ai carabinieri il covo della latitanza di Rina, una villetta con palma al centro di Palermo. Da quel giorno inizia la sua terza vita, quella della reclusione nei supercarceri di mezza Italia. Totorina muore il 17 novembre del 2017 per l'aggravamento di vecchi problemi cardiaci. Dopo la cattura di Rina dal 1993 al 97, De Caprio si è dedicato alla ricerca di altri pericolosi latitanti. Fino allo scioglimento del Cremor rimase nella Ross fino alla 2000. Per il capitano Ultimo chi sono gli ultimi? Sono le persone che non hanno da lavorare, sono le persone abbandonate, sono i mendicanti, sono i ragazzi che non hanno una famiglia, e a quelle persone gli dobbiamo dire che gli vogliamo bene. Sono gli zingari che cercano tra i rifiuti una dignità, una sopravvivenza, e a quelle persone gli diciamo che li sentiamo fratelli e che siamo fieri della loro voglia di dignità, della loro povertà, e ci sentiamo colpevoli. Ci sono tutte le condizioni per procedere allo scioglimento dell'ARS. La finanziaria è fuori tempo massimo, lo dice il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo. Vediamo. In Assemblea regionale siciliana, più che alla finanziaria, è arrivato il suo fantasma. Col parere condizionato con prescrizione da parte dei revisori dei conti, la Giunta di Governo si è dovuta riunire nuovamente per trasmettere finalmente il testo definitivo del disegno di legge di bilancio. È una vergogna, per la prima volta nella storia del Parlamento più antico d'Europa arriva la finanziaria fuori tempo massimo, senza un passaggio formale vero nelle commissioni di merito, con i tempi per gli emendamenti farlocchi, insomma una farsa questa del passaggio nelle commissioni di merito. Taglia alla democrazia parlamentare, senza un passaggio vero che consente un controllo adeguato di migliaia e migliaia di pagine tra le pieghe del bilancio della Regione.
In questo momento di difficoltà e di inadeguatezza del governo regionale il PD farà la sua parte. Inizieremo a emendare direttamente in aula la finanziaria e il bilancio per garantire gli stipendi, le tutele delle categorie che aspettano una risposta. Daremo battaglia. Una campagna elettorale per le comunali di Palermo, lo ricordiamo, si voterà domenica 12 giugno prossimo, laddove gli attori interessati vengono quotidianamente fuori, sempre più a carte scoperte. Tutto comincia, anzi la malcelata convivenza di Gianfranco Micciche con Nello Musumeci sfocia nel quasi impallinamento del governatore uscente quando si scelsero all'Arsi grandi elettori per rappresentare a Roma il popolo siciliano nelle votazioni per il Quirinale. Da lì un'escalation quotidiana di colpi e contraccolpi, Micciche che neanche prova più a celare questa indigesta presenza ed un presidente di regione a fine mandato che dichiara mai successo che un governatore uscente non venga ricandidato. Per di più continua, il mio governo è stato il più stabile degli ultimi 30 anni. Suppongo, è sempre Musumeci che parla, sia solo un capriccio di qualcuno e conclude, il centrodestra dove si divide perde. Ma la fase del riscaldamento per i palazzi d'Orlean e dei Normanni, abbiamo capito ormai tutti che si sta giocando nella corsa ad un'altra residenza di potere, quella di Palazzo delle Aquile. E fin qui lo chiamiamo ieri, compreso il finale del nostro TG di Video Sicilia, nel quale davamo notizia della parlamentare nazionale Carolina Varchi, fedelissima di Giorgia Meloni a Palermo, che si ritirava da candidata a sindaco della città e con il suo partito Fratelli d'Italia che annunciava di sostenere l'ex rettore Unipa Roberto Lagalla, fino a ieri alla guida dell'assessorato regionale formazione ed istruzione. Un Lagalla proposto dall'UDC di Mimmo Turano. Ma notizia politica siciliana del giorno è un Saverio Romano che rompe con l'attuale assessore regionale al territorio della giunta Musumeci, Toto Cordaro, poiché quest'ultimo ha deciso di appoggiare anch'egli l'ex rettore dell'Ateneo palermitano Lagalla. Un Saverio Romano che secondo noi lascia intendere con questa scelta di non poter dire no alla chiamata di Gianfranco Micciche per l'appoggio a Cascio e divorzio eccellente con Toto Cordaro di un sodalizio politico fra i due durato oltre 30 anni. Lagalla, che fin qui può contare sull'appoggio di Fratelli d'Italia, diventerà bellissima UDC e Italia Viva. Dall'altro fronte Francesco Cascio, che conterebbe sul sostegno di Forza Italia, Lega, Cantiere Popolare e Autonomisti. E concludiamo citando la nota di Noi con l'Italia, movimento politico di Saverio Romano, con la quale avrebbe replicato alla scelta dicendo: fuori dal partito, gli auguriamo ogni fortuna politica. E così, parafrasando l'antico detto siciliano recitante mentre il ragazzo studia da medico il malato se ne va, nell'attesa che questo tanto annunciato e sbandierato vertice politico di centrodestra d'Arcore si faccia, a Palermo i big hanno già fatto la loro puntata politica sul cavallo, a parer loro vincente. Furto di identità a carico di una quarantenne commerciante agrigentina che si è improvvisamente ritrovata su un sito di incontri in cui qualcuno si fingeva di essere la donna stessa. Ad avvisare la donna sono stati alcuni conoscenti che si sono imbattuti nelle foto della donna che circolavano online. La commerciante ha formalizzato denuncia alla polizia postale a carico di ignoti per furto di identità. Gli investigatori hanno avviato le indagini per provare ad identificare chi si è appropriato ed ha utilizzato le fotografie e le generalità dell'agrigentina. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Si pubblica il taccuino di Bonn, racchiude i pensieri, le note, i commenti di uno studente universitario. L'allievo era il premio Nobel Luigi Pirandello. Arturo Cantella. Parliamo di questa iniziativa fortemente voluta dal parco, quanto è importante per la città? È importante perché stiamo parlando di un uomo illustre di questa città e non solo. No? Pirandello non appartiene ad Agrigento, appartiene al mondo intero. Aver realizzato ed essere riuscito a portare avanti la ristampa del taccuino di Bonn ci rende felici. È un'iniziativa fortemente voluta dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Tempii. È stata supportata dal Consiglio del Parco ed è stata supportata dai colleghi preziosi della Biblioteca Luigi Pirandello, a cui va il mio ringraziamento personale per avere profuso energie che hanno portato al compimento di questo traguardo importante. Ecco, parliamo di questo taccuino di Bonn che oggi si presenta qui in grande stile al Museo Archeologico
il parco insomma e le strutture turistiche ci tengono tanto. Il Taccuino di Bonn è un manoscritto pregevole di Luigi Pirandello, una raccolta di appunti, di memorie, di riflessioni del nostro premio Nobel che lo accompagnò in tutto il percorso universitario a Bonn dal 1889 al 1891. Quest'oggi lo presentiamo al pubblico dopo mesi e mesi di lavoro con il contributo indubbiamente di autorevolissimi relatori e grazie all'idea ma anche al sostegno di chi ha guidato questa faticosa opera culturale e intellettuale, quindi il parco archeologico nella persona del direttore Sciarratta, ma anche la biblioteca museo Luigi Pirandello con il suo direttore Rosario Maniscalco. Io oggi darò un mio contributo rispetto all'appendice documentaria che ho curato, che si compone di 30 tra lettere e telegrammi manoscritti che Luigi Pirandello durante questi 2 lunghi anni trascorsi nella fredda Germania inviò a molti suoi parenti e familiari, soprattutto privilegiando appunto i familiari, ma anche a molti intellettuali, poeti, amici siciliani e non, tra cui Giuseppe Pipitone Federico e il suo amico Giuseppe Schirò. Signora, oggi un'importante iniziativa qui al museo, il Taccuino di Bonn di Pirandello. Sì, effettivamente si tratta dell'ultimo grande inedito dello scrittore e dal punto di vista della tutela e della valorizzazione della memoria e della cultura pirandelliana che ci contraddistingue nel nostro territorio, questa è sicuramente un'occasione, è un'operazione altamente rilevante, anche perché ci si è avvalsi della collaborazione dei maggiori studiosi a livello nazionale e internazionale di Luigi Pirandello, volendo analizzare questo prezioso diario scritto negli anni in cui era studente a Bonn da tutti i punti di vista, dal punto di vista anche in particolare quello di cui mi sono io occupata, dal punto di vista delle immagini, della cultura visiva e di tutto ciò che ha potuto colpire e suggestionare un giovane intellettuale che si spoglia del suo provincialismo proprio in occasione della sua permanenza a Bonn, analizzare tutte le sfaccettature di iconografie e suggestioni, oltre che testuali, anche di immagini, i rapporti con la pittura del periodo, i rapporti anche con le suggestioni musicali, i rapporti con la psicoanalisi, con tutte le scienze che hanno contribuito a creare un complesso ambiente culturale a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. È importante perché questa pubblicazione, che è un'edizione critica, è la prima di questa opera, che forse probabilmente l'unica che non era ancora stata pubblicata, sicuramente l'unica e la prima pubblicazione tra i taccuini, quindi abbiamo una prima, potremmo dire, nazionale, se non mondiale, di un testo che viene riproposto con una collezione, una miscellanea di studi che spiegano il testo nella sua dinamica e anche nel corredo di informazioni che sono importanti per capire il Pirandello poi che diventerà. Questo taccuino è un taccuino che Pirandello ha scritto a 22 anni quando era studente all'Università di Bonn in Germania. Quindi è un Pirandello che ha molte speranze, che però non sa ancora quello che diventerà. Noi adesso, i posteri, possiamo interpretare i suoi appunti, i suoi schizzi, i suoi disegni e anche un testo importante, le Elegie boreali, che è dentro, che diciamo, fa parte del Taccuino di Bonn, è un'opera prima manoscritta che poi diventerà le Elegie renane,
e quindi ha anche un valore come testo autografo, come primo testo di questa collezione di poesie, scritte appunto da un Pirandello giovanissimo, studente italiano in Germania. Quest'opera di Pirandello, Il taccuino di Bonn, è un'opera inestimabile. Sembra un blocchetto di appunti, ma non lo è un qualcosa di molto più grande. È anche un'espressione di un periodo che qualcuno definì anche buio nella vita di Pirandello, ma non lo è, forse un esilio letterario, non lo è nemmeno. È una parte della vita di Pirandello. Pirandello andò a studiare a Bonn per delle controversie universitarie romane. Si laureò a Bonn, quindi, e proprio in questo periodo lui prese degli appunti, scrisse dei temi, dei commenti che poi non ritroveremo nelle sue opere. Sono orgoglioso di questo incarico che mi è stato affidato perché tesse una serie di rapporti che proiettano Agrigento ancora di più nel panorama internazionale grazie alla straordinaria figura di Luigi Pirandello. La presentazione del Taccuino di Bonn, che è l'ultimo grande inedito pirandelliano non ancora contenuto nemmeno nell'edizione critica a cura dell'editore Mondadori, offre una possibilità interpretativa nuova degli anni del giovane Pirandello in Germania, una personalità inquieta, piena di tensioni culturali, che comincia a sperimentare una serie di forme letterarie, poetiche e teatrali all'interno di un laboratorio creativo davvero straordinario, per cui questa giornata davvero in qualche maniera racconta un inedito Pirandello, ma soprattutto cerca di sintetizzare anche una serie di tendenze che oggi fanno parte del nostro mondo contemporaneo, per cui in sintesi Luigi Pirandello come uomo del presente, come scrittore ancora vivo, capace di sollecitare anche nuove riflessioni e di interpretare la storia di Agrigento alla luce della sua grande drammaturgia e scrittura. Violenza sui minori è un'esperienza silenziosa, questo è il titolo di un convegno che si è svolto al Consorzio Universitario di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un interessante convegno sulla violenza minorile, il Sor Optimis è tra i relatori. Sì, è un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto insieme ad Ande e Telefono Aiuto, perché siamo 3 associazioni impegnate sul territorio nella lotta alla violenza e nell'affermazione dei diritti umani, quindi ci siamo ritrovati ancora una volta attorno a un tavolo per riaffermare la necessità di puntare l'accento su questa tematica della quale purtroppo si parla molto poco. Oggi avremo degli illustri relatori e vedremo diverse sfaccettature attraverso le quali è necessario porre sotto i riflettori questo tema. Si riapre con questo convegno un importante così parlare sui bambini. Negli ultimi decenni, un po' per le pandemie, un po' forse perché c'è stato meno coordinamento tra le istituzioni, il problema della violenza all'infanzia e ai bambini si è ridotta, soprattutto con i convegni, le integrazioni tra le istituzioni, tribunali per i minorenni, servizi di psicologia, di neuropsichiatria infantile, scuole. Adesso si riapre un varco e speriamo che continui in modo da portare alla ribalta questo tema. Come dice il titolo, è un'epidemia nascosta e quindi portarla alla luce con tutti i valori che porta un bambino. E questo è un disvalore degli adulti. Un crimine, l'abuso sessuale, la violenza sui bambini, è un crimine su tutta l'umanità, ma un crimine anche tra i più esecrabili. Violenza sui minori, se ne comincia a parlare dopo 2 anni di lockdown, insomma un tema di grandissima attualità. Sì, oggi abbiamo l'occasione di parlarne all'università, ma sicuramente non ci siamo neanche fermati con il lockdown, perché appunto Telefono Aiuto, che questa sera insieme al Sor Optimist e alle Ande hanno organizzato assieme all'università questo pomeriggio di incontro, di dibattito, sicuramente non ci siamo fermati. Tutte le volte che una donna viene a Telefono Aiuto a raccontare la sua triste storia, sicuramente noi pensiamo e il nostro pensiero è rivolto al figlio o alla figlia.
quindi a quei bambini, a quegli occhi di bambini che spesso vedono ma non reagiscono o non possono reagire alle violenze che vedono all'interno della famiglia. Ebbene, questa sera noi ne parleremo, perché i bambini sono vittime spesso di una violenza che non si vede, ma che abbiamo bisogno tutti di imparare a riconoscere questa violenza. In realtà è vero che l'ANDE è stata sempre attenta alle tematiche della violenza sia di genere che sui minori e comunque in ambito sociale, anche negli altri anni. Ma questa volta mi sono voluta accompagnare con la Presidente del Solo Optimist e con la Presidente di Telefono Aiuto, perché già da tempo avevamo preso un impegno, sentendoci fortemente coinvolte come associazione in questo problema della violenza sui minori, di cui, come abbiamo avuto modo di dire e lo ripeteremo anche oggi, si parla troppo poco, ce ne occupiamo a livello di media troppo poco, e quindi invece è un fenomeno che deve essere una realtà drammatica che interessa la nostra società e che deve essere messa in luce per cercare di quantomeno di uscirne fuori e di superarla. Dico solo che durante la pandemia il fenomeno della violenza intrafamiliare è aumentato esponenzialmente, quindi ancora di più oggi che cerchiamo comunque in tutti i modi di uscire da questo periodo dalla post pandemia, siamo nel post pandemia e dobbiamo cercare di, avendo avuto i dati di quello che è accaduto, cercare di rimediare anche ai danni fatti anche in questo caso dall'isolamento. Non è solo un argomento di grande attualità che rende ancora più interessante questo incontro, ma anche l'autorevolezza dei relatori. Si confrontano oggi personaggi autorevoli del mondo della magistratura, del mondo della università, del mondo della sanità, e ancora una volta io devo ringraziare le associazioni di servizio, i club service, per il contributo che danno alla crescita di questa realtà territoriale. Noi non possiamo che accogliere queste richieste, condividerle, assecondarle, sostenerle, perché ci permette di lavorare su un territorio particolarmente fertile e di dare seguito a quello che è il nostro impegno statutario, cioè di esercitare quella terza missione che ci auguriamo possa fare crescere non solo dal punto di vista formativo, non solo dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista sociale questa nostra provincia. Oggi c'è questo grande argomento alla ribalta che diventa sempre più attuale non solo per la violenza sui minori, ma anche per la violenza dei minori sui minori, argomento che generalmente viene trascurato e oggi penso che sarà analizzato in tutte le sue sfaccettature, perché molto spesso si intende per violenza sui minori soltanto quella fisica, trascurando anche altri aspetti che sono tanto importanti quanto il maltrattamento fisico. Spero che oggi dal contributo di questi autorevoli personaggi che prenderanno la parola possano venire fuori delle indicazioni che possano essere utilizzate da quei quadri istituzionali che hanno il dovere di seguire la legge nella assistenza a tutti quei minori e non solo che necessitano di aiuto per circostanze particolarmente spiacevoli. Presidente, violenza sui minori, una sua riflessione in merito a un grandissimo tema di grande attualità purtroppo. Il tema che oggi trattiamo sicuramente è un tema di attualità. La cronaca giornalistica, la cronaca nera, i mezzi di diffusione televisivi, radiofonici o di altro tipo confermano che è un fenomeno non solo di dimensione notevole, ma è un fenomeno che va aumentando di giorno in giorno e coinvolge sia come vittime sia come autore di queste condotte purtroppo i minori. Quindi cosa si impone? Si impone innanzitutto una riflessione sul fenomeno stesso. Che cos'è la violenza sui minori? Come si manifesta e come si può combattere. Secondariamente un'attività di informazione sugli strumenti normativi previsti dal codice penale, previsti dalle leggi amministrative, dalle leggi di pubblica sicurezza e poi un'informazione sulle norme esistenti sia in materia di prevenzione sia in materia di repressione. Allora assumono particolare rilievo i centri antiviolenza che man mano sono sorti nel territorio.
perché esse possono essere veicoli di istanze, di desideri, di situazioni di pericolo che i giovani possono manifestare e per i quali poi possono essere adottate delle soluzioni adeguate. Io in realtà parlerò della disinformazione e misinformazione, cioè il fatto che viviamo in una società informazionale, una società complessa dove ci sono delle problematiche che è difficile aggredire e queste problematiche sono, per l'intervento che farò io, per la relazione che farò io, hanno a che fare con la disinformazione, con la misinformazione e soprattutto con i social media e quindi i social network, che è il modo di interagire dei giovani in reti che ormai sono reti informatico-telematiche, non sono soltanto più reti materiali e fisiche, per cui violenza da questo punto di vista, cioè come rischi, come minacce e come le vulnerabilità dei giovani e come impatto relativamente alla disinformazione e alla misinformazione. Ecco, il mio intervento sarà inquadrato in questo senso. Mostra radiofonica alla Torre Carlo V di Porto Empedocle. Vediamo. Sono Salvatore Marullo e sono un empedoclino. Sono stato invitato dall'amministrazione comunale a organizzare una mostra con la mia collezione di radio d'epoca, grammofoni, strumenti musicali d'epoca. Ho portato dentro la Torre di Carlo V parte della mia collezione, che sono felice di condividere con tutti quelli che vengono a visitare la mostra. Sono onorato di trovarmi dentro la Torre di Carlo V perché praticamente per me la Torre di Carlo V è la mamma di Porto Empedocle. Sono circa 250 pezzi e partendo dai primissimi anni 20 fino ad arrivare agli anni 70 e ogni periodo si collega a un fatto storico, tipo per esempio negli anni 30 abbiamo l'era del fascismo, quindi abbiamo l'ente radio rurale perché Mussolini aveva capito che per diffondere la sua propaganda la radio era uno strumento importante, quindi ha fondato l'ente radio rurale e aveva imposto alle case costruttrici a costruire un apparecchio economico in modo tale che anche la gente povera potesse avere la radio e quindi la sua voce arrivare ovunque. Lo stesso ha fatto Hitler e ci sono tutti questi pezzi in esposizione, in mostra, proprio per raccontare questi, però ogni decennio ha uno stile, ha una storia. Vi invito tutti a venire a visitare la mostra. L'inaugurazione si terrà il 30 di aprile alle 18 e poi rimarrà qua circa 15 giorni. Credo che sarà una bella esperienza perché i cimeli che ho potuto esporre non sono cimeli che si trovano o si vedono tutti i giorni. Nuccia Grassonelli, lei è la presidente e la fondatrice dell'associazione Madame Gras. Quali sono le prospettive di questa nuova associazione culturale di Porto Empedocle? Beh, le prospettive sono buone, o quantomeno si inizia così, perché l'associazione nasce proprio con l'intento di promuovere eventi sul territorio empedoclino e non solo, ma soprattutto empedoclino, perché spesso si tende a qualificare il bello degli altri, no? Degli altri paesi, probabilmente magari ignorando le bellezze del proprio paese, che magari è considerato piccino, piccolo. In realtà io sono dell'idea che un paese presenta dei fermenti vitali maggiori rispetto ad un genero e quindi dico che bisogna insistere, utilizzare le risorse che abbiamo in paese, musealizzare ciò che abbiamo, ad esempio la torre, ad esempio la Scala dei Turchi o la Villa Bianca o non lo so, qualunque cosa che rappresenti una risorsa del paese, quindi considerarlo più per quello che dà, non per quello di cui è sprovvisto. Ecco, quindi noi vogliamo distribuire bellezza sul territorio, bellezza
bellezza, informazione, cultura quale strumento di coesione tra le persone. E la mostra ne è intesa proprio come esposizione della bellezza, è la dimostrazione di quello che vogliamo fare. Quindi diciamo che il nostro appello è quello di far leva sul capitale umano, quindi reclutare le risorse cittadine, farle partecipare, perché l'associazione ovviamente è apolitica, è trasversale, chiunque può farne parte. E quindi creiamo queste forme di interconnessioni, tutto quello che insomma crea bellezza, cultura come strumento di elevazione culturale. Questo vogliamo fare. Quindi siamo felici di poterlo fare, perché noi vorremmo anche creare dei laboratori, reti di interconnessione solidare, scuole pomeridiane, qualunque cosa insomma coinvolga la cittadinanza. Ecco, tutto è interconnesso, anche i nostri legami. Mi presento, sono Genovese Antonio, faccio parte dell'associazione socioculturale Madame Gra, è un'associazione che non vuole promuovere solamente eventi, ma anche la cultura e reclutarli, i giovani, per fargli capire il valore e la bellezza che abbiamo a Porto Empedocle. La torre è la narrazione dell'umanità, è stato un luogo di sofferenza, un luogo dei cosiddetti uomini ombra, chiamiamole così, e adesso invece attualmente le pareti trasudano cultura, quella bellezza di cui parlavo poc'anzi. Poi la mostra non è altro che, in questo caso, dei pezzi di Salvatore. La mostra è un ponte tra il pubblico e l'arte che è intesa come distribuzione appunto di tutto ciò che si vuole esporre. Faccio solo un piccolo cenno. Le mostre nascono nel periodo dell'antica Roma, quando l'esercito romano, ovviamente reduce dalla vittoria, esponevano in maniera diciamo disumanizzante in questo caso i cimeli di guerra. Ovviamente con il decorrere del tempo, siamo nel Medioevo, la mostra acquisisce una dimensione più religiosa per poi finalmente esplodere nella fase dell'illuminismo, ed è lì che infatti inizia veramente la mostra, intesa come ponte tra il pubblico e l'arte. È una pillola importante perché, come diceva poco fa Antonella e anche altri membri del nostro gruppo che partecipano attivamente, siamo una ventina di persone, chiedo venia se dimentico qualcuno, siamo tante, Antonella, Gabriella, Francesca, Rosetta, siamo in tante. E ecco l'importanza di un lavoro di squadra. Quindi approfitto di questa intervista anche per invitare la cittadinanza alla mostra che sarà il 30 aprile alle ore 18 alla Torre, e soprattutto per garbo istituzionale invitare chiunque, il sindaco, quindi anche che ha dimostrato la sua disponibilità, ed anche l'ispettore Zarbo che ha dimostrato una certa apertura nei confronti degli eventi. Ecco, estendiamo il concetto del noi. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.